I disoccupati del Veneto, parliamo ora di lavoro, si attestano a quota 130.000 l'anno, un dato emerso durante l'evento promosso da Confapi Venezia e San Donà sull'importanza dell'integrazione, digitalizzazione e formazione continua. I disoccupati mediamente sono circa 120-130.000 in Veneto. Di questi i dati relativi all'approccio di genere è più o meno il 50% maschi e femmine. Questi alcuni dati di Veneto Lavoro che pone l'attenzione su come il mercato sia profondamente cambiato. A livello regionale noi abbiamo avuto più di 150.000 posti di lavoro distrutti dal 2008 in poi e 200.000 ricostruiti, quindi c'è stata una rapida distruzione e ricostruzione soprattutto in settori diversi. Per esempio nella manifattura siamo ancora sotto di 40.000 unità e nei servizi invece abbiamo realizzato più di 200.000 unità. È fondamentale per le imprese fare e saper fare, elementi che caratterizzano la competitività. Le imprese del territorio devono fare i conti con l'evoluzione dei tempi e soprattutto trovare soluzioni per trasferire questo saper fare alle nuove generazioni. Il saper fare non è una cosa che si impara sui libri, ma lo si può trasmettere giorno dopo giorno, facendosi anche aiutare da quei processi di digitalizzazione e di formazione che tra l'altro vengono fortemente sostenuti, come con questo caso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, dalla Regione Veneto e dagli strumenti anche del Ministero come Industria 4.0. Questo per evitare i possibili rischi di rallentamento nella produzione, in un momento come quello attuale non facile per le aziende. Ci sono delle grandi sfide, è per questo che gli imprenditori devono mettersi insieme. L'associazionismo oggi è più importante che mai, perché solo assieme, solo uniti si possono superare le sfide così importanti che ci aspetta il futuro. L'incontro Valorizzare e tutelare il saper fare nel mondo 4.0 è stata l'occasione per presentare la nuova squadra di Confapi Mandamento San Donà 90 con il nuovo presidente Massimiliano Stocco.